Vi posso chiedere se ascoltavate i Sarrazza e se vi ha infogato un attimino nel fare quello che avete fatto? Io ero del periodo. Non ti nego che in Saia è stato il pezzo che mi ha spinto a iniziare a scrivere in rima in sardo. Beh, spettacolo. Però se noi ci mettiamo a pensare alla presa della Bastiglia non ci ricordiamo né date né niente. Se dobbiamo pensare a Doubt Me dei Cioè, Sarrazza che la ridere. sappiamo tutta a memoria. Sì. Che ride. Fatta Cioè, bene poi. Però io adesso l'ascolto, penso un po' quanto sono magici, un po' come lo è stato Horus, Certo. perché Horus aveva un modo di mettere giù in metrica cose che somigliavano realmente alle canzoni reggaeton vere. Ragazzi, quello è Simile, fa talento, è spaccare. allucinante. Quindi, Vedi, io mi divertivo molto tutto quel periodo, soprattutto dello show che abbiamo fatto molti live assieme. Cioè, a me faceva proprio ridere fare qualche parodia po' moderna. Cioè, fa ridere, capito? Ti riascolti e ridi. ridi, basta, bravo, cavolo. esatto. Ma poi ridi dicendo le cose, immedesimandoti nel gaggio e dicendo quelle frasi un po' tipo quelle vecchi che fanno ridere, no? di Scallonara, sì. Sì. Certo, assolutamente, siamo cresciuti, abbiamo un vocabolario con loro.